La professoressa Madelavitis è professoressa ordinaria di storia moderna all'Università di Rouen e dirige l'École doctorale Normandie Humanité per il sito di Rouen. Ha conseguito il dottorato in storia all'École des études sociales di Parigi e ha insegnato all'Università di Tours, Lyon 2 e Paris-Nanterre. Si occupa di storia sociale, di storia delle donne e della famiglia, di storia del lavoro e dell'apprendistato e il suo terreno di ricerca è Venezia in età moderna e tra le sue pubblicazioni recenti ricordo Women's Work and Rights in Early Modern Urban Europe, pubblicato nel 2018, e Apprenticeship Work Society in Early Modern Venice, pubblicato con Valentina Sapienza nel 2023. Allora, io ringrazio di nuovo tutti, ringrazio la professoressa Blavitis, che invito a venire e alla lezione. Grazie. Grazie mille. Beh, allora grazie mille, grazie Valentina e Emanuela per questo invito. Dunque, quando Valentina mi ha detto che avreste parlato di anti-rinascimento, mi è sembrato necessario parlare anche di Did Women Have a Renaissance di John Kelly. Quindi il titolo appunto è Dall'età dell'oro, disciplinamento sociale, Did Women Have a Renaissance? Comincerò da Did Women Have a Renaissance? Che è appunto questo importantissimo articolo di John Kelly, pubblicato nel 1977, cioè ormai quasi 50 anni fa, e lì avete una citazione appunto che è tratta in realtà da un'altra pubblicazione di John Kelly, ma è un po' il senso della sua scoperta, appunto. C'è un numero di una rivista che a un certo punto ha rivisitato, appunto, come è successo molte volte, è stato molte volte rivisitato questo articolo, nel 2013, in cui Natalie Davis, che fa l'introduzione, che l'ho messo, credo, sì, in quest'altra slide, in cui praticamente racconta come, essendo lei coetanea di John Kelly, dopo la guerra ci sia stato questo entusiasmo nelle università americane per il Rinascimento e per tutto quello che veniva dall'Europa e che portava appunto il Rinascimento e poi siano cominciati a porsi delle domande appunto su un tema molto preciso, ovvero Did Women Have a Renaissance? Quindi John Kelly era uno specialista di Rinascimento italiano, in particolare dell'Alberti, una specialista di letteratura e difatti il suo articolo appunto è basato su fonti prevalentemente letterarie e prescrittive, cosa che lei dice e è bene che lo dica perché poi è la critica maggiore che le è stata rivolta in seguito. Comunque l'importanza di questo articolo è proprio quella di aver posto questa domanda della cronologia. Che cronologia funziona per le donne? I momenti in cui appunto si parla di grande evoluzione, grande miglioramento della condizione umana, sto semplificando ovviamente, funzionano anche per le donne. La domanda oggi è banale. Nel 77 è stata appunto path breaking, come dice Mary Wisner in questo articolo, poi non vedete chi è, ma è Mary Wisner. Allora, il saggio di John Kelly appunto si interroga sull'evoluzione della condizione femminile tra Medioevo e età moderna, in particolare in Italia, e si basa essenzialmente sui destini delle donne delle elite, cioè delle elite urbane. Secondo lei, l'evoluzione della società italiana fra XIV e XVI secolo, il consolidamento delle compagini statali, l'evoluzione economica e culturale colpiscono negativamente questo specifico settore della società. Insisto nel dire questo specifico settore, perché poi un'altra delle critiche rivolte a John Kelly, ma ancora una volta allora andava bene così, era di parlare di donne in generale, quando invece parlava delle donne appunto delle elite. Che cosa analizza in questo articolo lei? Analizza la regolamentazione della sessualità femminile rispetto a quella maschile, i ruoli economici e politici delle donne, i ruoli culturali e l'ideologia sulle donne, cioè appunto la filosofia e la letteratura prescrittiva. Vastissimo programma su cui dirò solo alcune cose. Il punto, la questione della sessualità femminile, l'amore cortese. Secondo John Kelly, l'amore cortese rappresenta una liberazione dei poteri sessuali e affettivi delle donne e si chiede per l'appunto che tipo di società potesse porre come ideale sociale una relazione d'amore al di fuori del matrimonio, alla quale le donne accedevano liberamente e che rendeva le donne dispensatrici di doni e gli uomini servitori.
Quindi l'amore cortese, l'argomento fondamentale è l'esistenza di un potere sociale delle donne all'interno del mondo feudale e oltretutto si allarga la visuale dicendo le donne esercitavano potere quando i mariti guerrieri partivano, la donna presiedeva la corte, amministrava le proprietà in assenza appunto dei mariti. Altro tema appunto la partecipazione delle donne stesse alla letteratura dell'amore cortese. E qui l'autrice su cui lei si sofferma è Marie de France, che è una poetessa del XII secolo, su cui non si sa praticamente niente, ma che nei suoi cioè nei suoi poemi, diede vita a sentimenti amorosi, adulterini e spesso e a sfondo sessuale. È considerata uno dei 3 poeti di genio, insieme a Chrétien de Troyes e Gauthier d'Arras, che crea il romanzo cortese del XII secolo. Segue un confronto con la dama del Rinascimento, a partire dal cortigiano, cioè da Castiglione. La dama rinascimentale appare come l'equivalente del cortigiano, ha le stesse virtù e ha la stessa cultura, tuttavia la cultura per la dama della corte rinascimentale, appunto secondo l'articolo di John Kelly, serve solo a generare fascino, cioè a dare alla donna fascino, mentre non serve non è una cultura che viene agita in un certo senso. Ai circa 15 membri maschili della corte, di cui parla Castiglione e di cui elenca i nomi, ammette solo 4 donne alla conversazione e ne specifica il ruolo solo per la duchessa Elisabetta e per Emilia Pia, di cui però si nota che più che partecipare alle discussioni le organizzano, le dirigono, le moderano. Insomma, un ruolo che secondo appunto John Kelly è sminuito rispetto a quello che poteva essere un ruolo della corte prima nel Medioevo, nell'età dell'oro. Allora, questa subordinazione femminile per John Kelly è nuova, è una subordinazione della donna nobile all'uomo di corte che è un riflesso della nuova subordinazione del cortigiano al potere dello Stato. Quindi si riafferma questa idea che il potere dello Stato, le signorie, hanno trasformato gli uomini in cortigiani e le donne di riflesso assumono un ruolo inferiore, che è un po' lo specchio di quello del cortigiano rispetto al suo signore. Questo è sono un po' i temi di cui parla John Kelly. Un recente articolo, eccolo lì, sì, recente, insomma, del 2010, dedicato alle analisi di John Kelly, appunto, pubblicato nella rivista Clio Femme Genre Histoire, appunto ad opera di 2 medieviste, Sophie Cassagne-Rouquet e Christian Clapis-Hubert, che purtroppo ci ha lasciato a dicembre, e Sylvie Steinberg, modernista, ritornano appunto, il titolo è molto divertente, Pouvoir, amour et courtoisie, ritornano appunto sull'articolo di John Kelly. E ci ricordano che la ricerca storica ha da un lato valorizzato il ruolo delle donne nella società medievale, reagendo, almeno per quanto riguarda il contesto francese, alle analisi di Georges Duby, che parlava di un mal Moyen Âge, cioè di un medioevo maschio. In tal senso quindi confermando la visione di John Kelly, cioè appunto rivalutando questo ruolo delle donne nella società medievale. Però, per quanto riguarda l'amor cortese, la ricerca ha soprattutto dimostrato, in contrasto con John Kelly, che si trattava ovviamente di un'espressione maschile di idealizzazione della donna che non le lasciava in realtà alcun margine di autonomia e soprattutto la libertà sessuale espressa dalla letteratura cortese era senza vero fondamento nella realtà. Soprattutto la ricerca, in contraddizione con quanto affermato da John Kelly, ha messo in luce i ruoli di potere delle donne nel Rinascimento. Possiamo pensare alle regine, naturalmente, Elisabetta, piuttosto che alle reggenti, Caterina de' Medici, ma anche nelle corti italiane, le signore, per l'appunto. E posso ricordare il libro di Donne di potere nel Rinascimento, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Perone Rambaldi, che ha appunto proposto un'analisi di queste signore, alcune delle quali ebbero un ruolo importante, specialmente all'epoca delle guerre d'Italia, tra le altre Lucrezia Borgia, insomma. Alcune hanno un'autorità riconosciuta formalmente, il che non è frequente né nel Medioevo né nel Rinascimento e nemmeno dopo. E in molti casi però ebbero anche un potere informale. E come è stato dimostrato da vari studi e da ultimo nel libro di Maria Antonietta Visceglia, Le donne dei papi in età moderna, anche alla corte pontificia, che per definizione è
un ambiente assolutamente maschile. Inoltre i legami familiari e patrimoniali, che secondo John Kelly avrebbero permesso alle donne dei ruoli di potere nel passato, continuano a essere evidentemente fondamentali, e anche la possibilità per le donne di ereditare dei feudi, per esempio in Normandia, è ancora esistente e riconosciuta. Quindi quello che voglio dire non è, cioè, l'articolo di John Kelly è stato fondamentale, ma la ricerca è andata avanti, ovviamente. La ricerca è appunto andata avanti, però non è che la ricerca d'archivio abbia solo contraddetto queste affermazioni precedenti che erano basate appunto piuttosto sulla letteratura. Perché ci sono state ricerche invece basate sulle fonti d'archivio, in particolare su un tema che è quello del lavoro, che invece sono andate nella stessa direzione di un peggioramento della situazione delle donne tra Medioevo ed età moderna. C'è un interessante articolo che, ecco, forse l'ho visto lì, sì, non si vede la fonte, ma è Judith Bennett, questo review article del 1988, cioè 10 anni dopo l'articolo di John Kelly, questo articolo che si chiama History That Stands Still, Women's Work in the European Past, che offre una ricca panoramica storiografica, a partire dallo studio pionieristico di Alice Clark, The Working Life of Women in the 17th Century, che è del 1919, e sino ai volumi Working Women in Renaissance Germany di Mary Wisner e Women Production and Patriarchy in Late Medieval Cities di Martha Howell, ambedue pubblicati nel 1986 negli Stati Uniti. Alice Clark è stata assolutamente una delle pioniere della storia del lavoro delle donne, insieme a Eileen Powell, per esempio, e erano tutte e due dalla London School of Economics nella prima decenni del Novecento, che era stato un luogo di grande produzione, poi dimenticata su questi temi, poi dimenticata e riscoperta molti anni dopo. Allora, la spiegazione di questo arretramento della situazione delle donne nell'ambito lavorativo sono varie: crescita demografica, di accresciuta competizione tra uomini e donne sul mercato del lavoro, evoluzione in senso capitalistico della produzione, ovvero separazione del luogo di produzione dalla casa, che era già il tema che aveva insistito Alice Clark, sino per la Germania luterana a un nuovo modello femminile basato, cioè incentrato esclusivamente sui ruoli di moglie e madre. E tuttavia, appunto, Bennett conclude che se entrambe le autrici, cioè Howell e Wisner, condividono con Clark la tendenza a esaltare, sto citando, e in parte ce l'avete lì, a esaltare le esperienze lavorative delle donne nei secoli precedenti e i cambiamenti che descrivono, Clark, Wisner e Howell possono essere in disaccordo sulle cause e sui tempi, ma tutte concordano sul fatto che qualcosa di terribile è accaduto alle opportunità di lavoro delle donne alla fine del Medioevo. Le cose andavano meglio nell'Alto Medioevo e sono peggiorate nel XV, XVI, XVII secolo, è corretto? Is this accurate? E lei conclude che, dicendo, la storia del lavoro femminile suggerisce che le donne erano raggruppate in occupazioni poco qualificate, di basso status e poco retribuite nel 1200 come nel 1900. La donna salariata del XVI secolo viveva in modo molto diverso dalla sua controparte del XIX, ma entrambe trovavano lavoro solo in occupazioni femminili e ricevevano salari molto più bassi di quelli dei lavoratori maschi. Questa storia deve essere scritta con una visione chiara e risoluta, non è una storia di declino di metà dell'oro perduta, ma una storia, almeno per l'Europa del XII secolo, di nuovi disegni ricamati su un tessuto di oppressione e privazione. Quindi non c'è più un'età dell'oro, non c'è questa idea dell'età dell'oro, non è del tutto superata, direi, però diciamo che in questo articolo di Judith Bennett era superata, io penso che vada superata, ma non si può neanche dire che le cose non sono mai cambiate, cioè se no smettiamo di fare storia e andiamo tutti a casa perché non serve a niente. Comunque ci sono stati altri studi, ci siamo, no, non ancora, che hanno insistito su questo declino, mettendo in luce un altro aspetto, che è appunto quello del disciplinamento sociale, mettendo in luce come il controllo sociale sulle donne si sia accentuato in particolare nel mondo protestante, in particolare nei ceti artigiani. In alcune città tedesche i regolamenti corporativi del Cinquecento proibiscono ai maestri artigiani di sposare donne di dubbia moralità o di continuare a vivere con mogli accusati di adulterio, perché un marito incapace di controllare la propria moglie non può essere un buon maestro artigiano. In altri casi i maestri artigiani possono lavorare solo con apprendisti lavoranti di sesso maschile e le uniche donne ammesse alla bottega sono le mogli dei maestri. Possiamo continuare, possiamo citare il fatto che
Il Consiglio, in altre aree dell'impero germanico, sempre nel 500, si proibì alle nubili di spostarsi da una città all'altra se non avevano un contratto di servizio domestico, imponendo bene pecuniari agli albergatori che ospitavano donne sole. Ora dobbiamo anche, stiamo parlando del mondo protestante perché sono queste le ricerche che sono state fatte su questi temi. Dobbiamo anche ricordare che siamo in un contesto in cui improvvisamente nel 500 scompaiono i conventi, quindi scompare questa destinazione per le donne nubili, appunto, che invece nel mondo cattolico non solo continuano ad esistere, ma sono anche sempre più chiusi, sempre più controllati. La clausura è reimposta, anche se era una vecchia storia, ma è reimposta dal Concilio di Trento. Quindi il tema del disciplinamento sociale è stato molto forse più approfondito da queste ricerche sulle donne nel mondo protestante, ma è un tema che riguarda evidentemente anche il mondo cattolico e l'epoca delle riforme religiose, quella che si chiamava, non so se si chiama ancora, ma una volta nelle università, nei dipartimenti di storia, l'epoca della riforma della Controriforma. Non so se esistono ancora questi corsi, ma insomma, ecco. Nell'articolo Do Women Need the Renaissance? Un altro che riprende appunto il tema, che è del 2008, che forse era sì nella precedente slide, Mary Wisner riesamina ancora la questione della continuità del mutamento fra Medioevo e età moderna, che lì non si parla, need the Renaissance perché? Perché preferisce parlare di early modern, cioè di prima età moderna. Da una parte conferma l'evoluzione verso il disciplinamento sociale legato alle riforme religiose, ma al tempo stesso non solo fa notare che si tratta di tematiche che vengono da lontano, perché l'insistenza sul matrimonio come unico destino delle donne viene dal monesimo cattolico, perché l'imposizione della clausura nei conventi viene da una bolla papale del 1298, per cui sono tutte cose che appunto hanno un'origine molto più antica, ma la parte più interessante del suo articolo riguarda la conseguenza delle scoperte geografiche e dell'espansione europea, che è una storia per definizione maschile, cioè mercanti, esploratori, viaggiatori, ma alla quale prendono parte anche le donne e che contribuisce alla ridefinizione delle relazioni di genere. In che senso? Da una parte per le donne che sono nei territori conquistati, colonizzati, che le ricerche insistono su questo tema, possiamo discutere sul valore di questo ruolo. Svolgono un ruolo di mediazione con i colonizzatori e da questo punto di vista ottengono dei vantaggi. Possiamo molto discutere sulla positività di tutto ciò, ma va bene, diciamolo. D'altra parte, la migrazione di un gran numero di uomini dalla metropoli, cioè dall'Europa, verso le colonie, ha delle conseguenze sulle relazioni di genere nelle aree che sono lasciate da questi uomini, in cui si aprono possibilità di lavoro, di empowerment in un certo senso per le donne che restano e anche appunto, di possibilità economiche. Allora, andiamo di nuovo indietro agli anni '80 un importante libro che ha segnato la nascita dell'ecofemminismo, cioè The Death of Nature di Carolyn Merchant, che insegnava Environmental History e filosofia a Berkeley e che propone un'interpretazione di genere della rivoluzione scientifica del XVII secolo. La rivoluzione scientifica si appropria della natura per i suoi fini, abbandonando un modello medievale in cui la conoscenza era fondata sull'analogia tra microcosmo e macrocosmo, tra l'essere umano e il cosmo. La rivoluzione scientifica si fonda sulla nozione della natura come passiva e inerte, il che ne giustifica lo sfruttamento e la manipolazione. Questi sono i temi del libro di Death of Nature. Il passaggio successivo dell'analisi di Merchant, ovvero l'identificazione tra donna e natura, e dunque il manifestarsi di una nuova forma di oppressione nei confronti delle donne, si può considerare un'interpretazione riduttiva o ideologica, e tuttavia si fonda sulla lettura di alcuni testi dell'epoca. Per esempio, un Francis Bacon che scrive che afferma la necessità di estrarre dall'utero della natura i suoi segreti. Quindi non è così riduttiva questa interpretazione. Vabbè, siamo già passati oltre nella slide, ma un attimo. Andando avanti nella sua dimostrazione, Merchant entra in pieno nel XVII secolo e si basa sull'analisi del meccanicismo cartesiano e sulla separazione fra materia e spirito, che conferma e consolida questo concetto di natura passiva e inerte. Ma è interessante per l'appunto notare, come lei stessa ricorda, che esistono correnti filosofiche che si oppongono a questa visione e in cui
svolgono un ruolo importante alcune donne, per esempio Anne Conway, che voi vedete lì, oppure Lady Margaret Cavendish, che voi vedete qui appunto un'immagine, che criticano la filosofia cartesiana affermando che la natura non è passiva ma dotata di intelligenza. Allora, questa critica del cartesianesimo, del meccanicismo della filosofia della rivoluzione scientifica ha però anche un'altra, come dire, può essere anche rivisto in un senso completamente opposto. Perché le ricerche successive hanno messo in luce una corrente di femminismo cartesiano, di cui il maggiore esponente è François Poulain de la Barre, non c'è il nome di, ma François è l'autore di questi testi, che a partire proprio da una formula cartesiana, cioè l'esprit n'a point de corps, lo spirito non ha corpo, afferma in vari trattati l'uguaglianza dei sessi e spiega la subordinazione femminile con l'educazione e con una sorta di inferiorizzazione della maternità. Il che non lo porta a concludere che le donne devono stare rinchiuse in una funzione materna perché è una funzione onorevole, ma al contrario, Poulain de la Barre è convinto che se le donne potessero studiare, potrebbero esercitare le stesse funzioni degli uomini. E, fatto interessante, insiste particolarmente sulla funzione di giudice, che come sappiamo è stata l'ultima e più tardiva conquista professionale delle donne nel XX secolo. Poulain de la Barre fugge a Ginevra, si converte e fugge a Ginevra. Ma non è l'unico a difendere le donne. E la famosa querelle des femmes è anch'esso un fenomeno rinascimentale. Però mi sembra interessante che appunto prenda le mosse Poulain de la Barre proprio da Cartesio e quindi da massimo esponente di quel meccanicismo che per Caroline Merchant è una fonte di oppressione per le donne. Il passaggio successivo dell'analisi di Merchant riguarda la caccia alle streghe, che come è noto caratterizza proprio l'epoca delle riforme religiose tra metà 500 e metà 600 ed è particolarmente accentuato nelle zone di frontiera religiosa e nel mondo protestante. Il tema è stato ripreso da Silvia Federici con il libro Caliban and the Witch, che esce nel 2004, in cui propone un'analisi della caccia alle streghe come corollario della transizione fra feudalesimo e capitalismo. La questione è declinata da Silvia Federici sotto vari aspetti, dalla privatizzazione dei beni comunali, che erano una fonte non di reddito, di sopravvivenza per le donne nelle campagne, all'esclusione dalle corporazioni di mestiere delle donne, alla repressione del vagabondaggio e a tutta una serie, parla molto delle rivolte della fine del Medioevo, sino all'accentuato controllo sulla prostituzione, che effettivamente è un fenomeno cinquecentesco che ancora una volta troviamo in particolare nel mondo protestante, e il tutto appunto nel contesto, della sua analisi, ancora una volta, della affermazione dello Stato moderno, questo lo Stato come grande nemico delle donne, cosa che anche questa è molto da discutere. Secondo me, come nel caso di Caroline Merchant, l'analisi di Federici è troppo legata alla storia inglese, cioè a una sorta di evoluzione, perché anche la privatizzazione dei beni comunali è un tema molto legato all'accumulazione primitiva marxiana e che porta alla rivoluzione industriale. È una prospettiva appunto abbastanza teleologica che va verso la rivoluzione industriale. Ma la caccia alle streghe è vista da Federici come risposta anche come risposta alla crisi demografica del Seicento e alla volontà dei governi di aumentare la popolazione che nel pensiero mercantilista è la fonte di ogni prosperità. Federici allarga lo sguardo alle colonie, all'esistenza, tanto tra i popoli indigeni che nel sapere tradizionale europeo, di metodi contraccettivi naturali, erbe, eccetera, che sarebbero stati violentemente combattuti colpendo le donne, che come sappiamo, le cosiddette streghe, erano spesso accusate di infanticidio, di pratiche abortive, ma anche di incantesimi per provocare l'impotenza. Con ragione, Federici critica Foucault, che nella sua analisi del biopotere non ha preso in considerazione la specificità del controllo sul corpo femminile, cosa che la storiografia femminista ha invece abbondantemente fatto da qualche decennio a questa parte, in particolare analizzando la vicenda delle levatrici e la loro progressiva esclusione dalla scena del parto a profitto del medico maschio e diplomato. Qui avete un'immagine, oltre della eloquente immagine della volontà di sapere di Foucault, ma un'immagine anche di sezioni anatomiche del corpo femminile, perché è una delle novità, diciamo,
dissezioni anatomiche si fanno anche nel Medioevo, ma si praticano molto di più a partire dal Cinquecento, e l'attenzione sul corpo femminile è anche questo un interessante argomento di dibattito storiografico, nel senso che, sì, aggiungo questo, di cui non avevo pensato di parlare, possiamo parlarne un attimo, nel senso che c'è un dibattito fra gli storici se l'attenzione, lo studio del corpo femminile abbia permesso di andare avanti nella conoscenza, oppure se sia stato qualcosa che ha dato i suoi frutti solo nell'Ottocento, ma anche di questo possiamo parlare. Allora, Merchant rivolge però anche, scusate, Federici rivolge però anche delle critiche a Merchant, perché ha trascurato, ad esempio, il fatto che la ricerca di un dominio tecnologico della natura e l'appropriazione dei poteri creativi delle donne facevano anche parte degli obiettivi dell'alchimia, cioè di qualcosa di molto medievale e di molto sì, altro, molto diverso teoricamente, perché poi in realtà sappiamo che ormai non è così, dalla rivoluzione scientifica. L'alchimia che era molto interessata ad appropriarsi del potere femminile di dare la vita. Anche in questo caso, mi sembra, è abbandonato il mito dell'età dell'oro. Secondo Federici, razionalismo e meccanicismo non sono la causa immediata delle persecuzioni alle streghe, pur avendo creato un mondo rivolto allo sfruttamento della natura. Secondo Federici, la necessità era quella per le elite europee di sradicare un modo di vita che minacciava il loro potere economico e politico. Una volta assolto tale compito, quando la disciplina sociale è restaurata e la classe dirigente ha consolidato la sua egemonia, i processi alle streghe finiscono. Un'evoluzione che si avvia verso la fine del Seicento e che invece, secondo alcuni altri storici, ad esempio Robert Mandrou, dipende dall'evoluzione del pensiero scientifico e delle conoscenze mediche. Allora, io avevo voglia di parlarvi di tutti questi temi che continuano a essere oggetto di studio e di discussione. Una delle novità fondamentali rispetto agli studi degli anni Ottanta è l'introduzione del concetto di agency, che è declinato, cioè capacità di agire, capacità di intervenire sulla realtà, che è declinato in modi molto diversi e anche oggetto di critica, messa in discussione recentemente, ma è stato molto utile negli ultimi anni per dare alle donne un ruolo attivo nel mutamento storico, o più probabilmente una capacità di adattamento di azione, di trarre profitto dalle contingenze storiche. L'età delle riforme religiose ha visto anche figure di donne intellettuali, anche estremamente critiche nei confronti del sistema. Il newtonianismo ha avuto le sue protagoniste, in particolare in Italia, la cui fama ha superato i confini. I nuovi equilibri economici dell'età moderna hanno consentito carriere femminili, nuovi spazi di libertà. Il mondo culturale e artistico ha avuto protagoniste di grande fama e importanza, e in quanto modernista ritengo che i fatti non confermino il generale peggioramento della condizione femminile nell'età moderna, di cui spesso si è parlato e si continua a parlare e di cui possiamo parlare insieme se volete. Grazie Filippo. Perdonate questo minutino di attesa per cercare di sistemare al meglio il PowerPoint del nostro prossimo relatore che io presento con grande piacere, Riccardo Tonin. Si è laureato in storia dell'arte moderna con me, con una bellissima tesi di cui penso oggi ci parlerà non poco, presso dunque l'Università Ca' Foscari di Venezia. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alle immagini e all'architettura, ai loro nessi, sensi, contesti. È titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Padova, dove studia la storia dell'architettura di ex edifici monastici per l'elaborazione di scenari di riuso più accessibili e inclusivi. Riccardo fa parte del Centro Studi Rive e quindi insomma è per me veramente un grande piacere presentare il suo intervento che si intitola Immagini e ombre ragionando per frammenti di identità di mente. Riccardo, te la faccio. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Grazie mille Valentina Sapienza, grazie Emanuele Bragagnolo, grazie Rive per avermi dato questa opportunità. E bene, allora io direi di partire da Eugenio Battisti e dall'antirinascimento di Battisti, e vi proporrei di partire ancora prima
dell'inizio, e cioè dalla copertina. E questa è la copertina della prima edizione dell'Antirinascimento di Eugenio Battisti, quella pubblicata per Feltrinelli nel 1962. E lo vedete, per la copertina è stata scelta questa immagine che mostra una lucerna, ovvero una lampada in bronzo attribuita ad Andrea Briosco, detto il Riccio, o a chi per lui, e in questo caso conservata al Museo del Bargello di Firenze. Ehm, Ora, di bronzetti come questi ne è davvero pieno il mondo, sono disseminati in tantissimi musei, così come sono disseminati all'interno di un po' tutta l'opera di Eugenio Battisti. Nella vasta messe di testimonianze che Eugenio Battisti richiama per suffragare quella consapevolezza, attenzione, anzi autoconsapevolezza di un gusto anticlassico che lui poi arriverà a definire antirinascimento, facendo proprio il termine counter-renaissance. Bronzetti come questi occupano davvero un posto di rilievo, sono riportati in numero considerevole. Qui ve ne ho raggruppati alcuni a cui Battisti fa riferimento e sono richiamati per una buona ragione, cioè a buon diritto, dato che oggetti come questi si rivelano una testimonianza, una prova duttile e resistente tanto quanto il bronzo con cui sono realizzati. Si tratta infatti di oggetti a metà tra l'arte colta e quelle arti decorative ostili al concetto di decoro, citando Eugenio Battisti, che abitano spazi appartati, privati, gli spazi domestici, spazi bui. Come bui sono i piccoli studioli e le grotte, che sempre Battisti richiama, e in questi bronzetti l'autore ravvisa quella magia degli elementi piuttosto che quel dinamismo, quel movimento, quella vita che si traduce in una tensione formale, ma anche in una tensione psicologica, in una tensione culturale. E richiamo poi anche quel naturalismo vivace, quel realismo che non priva l'oggetto di spessore simbolico, ma anzi in questo senso li nutre e li arricchisce. E usando questi bronzetti si potrebbe poi parlare anche dell'evoluzione estetica, dell'evoluzione della forma che deriva dall'evoluzione della tecnica, con un salto volendo anche al lavoro e alle abilità artigianali e alle corporazioni, insomma. Insomma, questi bronzetti parlano tanto di quell'antirinascimento di cui Battisti ci informa. Ma non è tutto, perché questi manufatti aiutano anche a riflettere su, diciamo, una delle tante identità che potrebbero definirsi anti. Lui nel suo volume ne tratta già alcune e quella che però interessa a me e che vorrei portarvi oggi è una specifica identità che è quella del nero africano. Molti di questi bronzetti, infatti, lo vedete, vi ho riportato alcuni esempi, imitano fisionomie apparentemente africane. E proprio le lucerne, sempre di ambito veneto, partecipano a questa rappresentazione del nero, limitandola, il più delle volte alla sola testa. È proprio questa singolare funzione formale che mi ha portato a comprendere questi bronzetti, a studiarli nell'ambito della mia tesi di laurea magistrale, che è in realtà dedicata ad un altro manufatto tipicamente veneziano, e cioè il muso da Portone. Allora, il muso da Portone si traduce come testa da porta e si tratta di un pomello o maniglia fissa in bronzo o altre leghe, presenti in gran numero sulle porte di case e palazzi veneziani, anche di chiese, che sono in definitiva un prodotto caratteristico della cultura popolare e visuale veneziana.
Particolarmente interessante, lo vedete, è il tipo modellato nella forma di una testa d'uomo, talvolta declinato nella sua controparte femminile, altre volte dotato di attributi come corone, orecchini e collane, ma sempre allusivo a personaggi di evidenti origini africane. Ora, so che può sembrare un tema di ricerca un po' strano. Questo oggetto non è assolutamente, non ha assolutamente lo status di opera d'arte. Potrebbe essere avvicinato alle cosiddette arti applicate, definite non a caso arti minori, e comunque parliamo di un oggetto dal pratico utilizzo, eppure l'immagine che presenta ha attirato la mia attenzione. È concependo questo oggetto secondo il suo status di immagine, perché questo oggetto ha chiaramente fini estetici, ha chiaramente una riflessione formale, ha chiaramente una componente formale, e questa componente formale permette all'oggetto di sostenere un discorso culturalmente e antropologicamente complesso. È proprio per l'immagine che mi sono chiesto, è proprio dall'immagine che mi sono chiesto chi rappresenta questo oggetto e soprattutto perché. Cioè perché un'immagine come questa è stata ritenuta adatta a questo scopo, a questo oggetto. Ho quindi cercato di studiarne la storia, ho immaginato che avesse radici più profonde di quello che sembra. E effettivamente i musi da Porton hanno una storia antichissima. Vi basterà fare un giro all'esterno e all'interno della Basilica Marciana per trovare gli esempi più belli di protomi animali e umane. Qui vi ho messo alcuni esempi, le più famose sono ovviamente queste protomi leonine, ma richiamo anche queste bellissime testine classiche fuse da Magister Bertuccio nell'anno 1300 per la porta esterna di San Clemente e soprattutto le cosiddette teste in fuori della porta della sacrestia di Jacopo Sansovino. Questo tipo di oggetto effettivamente assume forma compiuta proprio nel Rinascimento veneziano, quando elementi da porta figurati, quindi elementi da porta in generale, diventano una vera e propria specialità artigianale dei fabbri e dei caldereri, cioè degli artigiani che si occupavano della lavorazione della fusione del bronzo a Venezia. È il caso di Antonio di Zuane dalla Vida, per esempio. Io ho cercato di fare una ricerca d'archivio su questi elementi da porta, indagando soprattutto gli inventari di bottega, di fabbri, di caldereri, anche di merciai che raccolgono in questo grande ombrello anche chi aveva una bottega di ferramenta. E ho rinvenuto, per esempio, l'inventario di bottega di Antonio di Zuane dalla Vida, che aveva effettivamente una bottega di ferramenta all'insegna dell'Ancora a San Salvador nella prima metà del Seicento. Ecco, lo vedete, in questo inventario compaiono vari elementi da porta, da lui prodotti, quindi li fondeva proprio lui e li vendeva poi. I pomoli, per esempio, sono fusi in una varietà ricchissima di forme. Li vedete a rosetta, a diamanti, a scacchi, a ovo, tondi, quadrati e anche camuffati a suggerire una lavorazione con figure o forme dal naturale. Ai pomoli e alle maniglie si accompagnano anche altri elementi da porta come maschere, mascaroni e battadori, i battiporta, e anche leoni e figure diverse che sono capaci di rendere il potenziale figurativo di questi oggetti che mantengono comunque un pratico utilizzo. E la voce, soprattutto teste, in questo caso di otton diverse, può effettivamente essere accostata ai nostri musi da portone e l'ho ritrovata in vari inventari di bottega, anche in quello di tale Giacomo di Angelo Calderer, che lavorava effettivamente il bronzo e ha nella sua bottega dalle campane, quindi da manufatti di grandi dimensioni, quasi monumentali, a oggetti di piccole dimensioni come i battiporta e appunto queste teste da porta, stavolta sì in bronzo. Ma allora, se questo è il medium, se questo è l'oggetto
se questo è non solo la materia, ma la modalità con cui l'immagine è trasmessa. Cosa sappiamo dell'immagine vera e propria, cioè dell'immagine del nero? Ecco, per scoprire le origini, per indagare a fondo questa immagine, ancora una volta sono stato quasi obbligato, cioè è stata proprio una propensione naturale rivolgermi al Rinascimento veneziano. Gli ultimi decenni del 400 e poi il 500 sono infatti ricchi di immagini e testi significativi che hanno per soggetto, o meglio per oggetto, il nero, dovuti almeno in parte alla maggior presenza di persone di origine africana in Italia e in Europa a seguito dell'incremento del commercio, delle tratte di schiavi, cioè del commercio di schiavi tra l'Atlantico e il Mediterraneo. È proprio in età moderna che si compone e si cristallizza efficacemente quella che Victor Stoichita chiama iconosfera della differenza, la cui formazione è da considerarsi strumentale e conseguente all'azione di un'Europa che esplorando, viaggiando, scoprendo, cerca la propria identità, tra parentesi, a discapito di quella degli altri. Venezia, in particolare, costituisce un caso privilegiato grazie allo straordinario carattere cosmopolita che la contraddistingue. È in questa città aperta, in cui, per dirla con Philippe de Comines, la maggior parte del popolo è straniera, che gli artisti costruiscono l'immagine del nero. Lo studiano, lo mostrano, o meglio, lo esibiscono, e attraverso le loro creazioni lasciano intendere non solo che cosa hanno guardato, ma anche come hanno guardato, cioè come hanno pensato, riflettendo almeno in parte l'opinione che si aveva all'epoca di questo specifico straniero. Ma sappiamo bene che le immagini non si limitano a registrare la realtà e la storia, ma anzi a loro volta la influenzano e la riscrivono, tanto quanto le fonti letterarie. Questo significa che gli artisti non soltanto riflettono l'opinione che si aveva del nero africano all'epoca, ma con le loro opere accreditano, alimentano e costruiscono quell'opinione. Un'opinione che risulterà essere spesso purtroppo negativa. Questa riflessione mi serve per introdurvi un aspetto fondamentale che i musei da Porton condividono con le rappresentazioni rinascimentali e in realtà con tutte le rappresentazioni occidentali del nero, e cioè lo stereotipo. Si tratta di uno stereotipo, è uno strumento, una modalità che funziona per immagini, ed è questo insomma il mestiere degli artisti, ma poiché sappiamo che la forma è sempre portatrice di contenuto, lo stereotipo costruito per immagini trova il suo equivalente nella percezione che molti bianchi hanno dei neri e nascono così stereotipi culturali, sociali, come la subordinazione, l'inferiorità sociale e culturale, la natura selvaggia e primitiva, l'irrazionalità, la sessualità primordiale e disinibita e così via. Ed è incredibile come stereotipi di questo genere siano duri a morire. Ora, uno dei modi in cui agisce lo stereotipo figurativo è mescolando, associando, sincretizzando l'iconografia del nero con quella di altre identità di dubbio decoro, per citare Battisti, così da enfatizzarne la natura imperfetta e negativa. Conosciamo tutti l'assimilazione che si fa del nero con il turco, per esempio, laddove, soprattutto ovviamente in epoca rinascimentale, in epoca moderna e nel corso della guerra contro il turco, il nero è usato come una immagine iperbolica, una caratterizzazione estremizzata del turco per anzitutto renderlo immediatamente visibile e per portare all'apice la crudeltà e la terribilità, insomma, del turco. E oggi però vorrei portarvi un'altra associazione dell'iconografia del nero,
con un'altra identità che è quella del satiro. E ritorniamo quindi ai nostri bronzetti di partenza, che, come vi dicevo, sono variamente attribuiti a Riccio, piuttosto che a Severo da Calzetta, da Ravenna. In realtà poco importa chi li ha fusi, a noi interessa l'immagine, ciò che mostrano. Lo vedete, il modello più comune presenta una testa di nero africano satiro, o meglio un satiro con una fisionomia africana, che ha naso piccolo e largo, gli zigomi alti, la bocca aperta, caratterizzata da labbra carnose, con la parte inferiore fortemente sporgente e o la lingua protesa per reggere lo stoppino della lampada in questa caricaturizzazione, in questa satirizzazione letterale del volto, insomma. In alcuni casi dei capelli ricci spuntano due piccole corna o un tralcio di vite abbozzato attorno alle tempie a rivelare l'appartenenza del soggetto al corteo bacchico. Pur trattandosi di un revival di modelli antichi, il modo di operare di Riccio o della sua bottega non può considerarsi del tutto passivo e innocente. Egli lavora l'opera secondo un pensiero e un giudizio che sono propri del suo tempo. Non possiamo credere che l'atto creativo sia inconsapevole. E che lo portano, cioè, non solo a decidere che l'immagine del nero è appropriata per questo oggetto e per questa funzione, piuttosto degradanti, tra parentesi, ma anche a trattarle in maniera grottesca e distorta e letteralmente satiresca. Anche negli esemplari in cui il volto è finemente modellato, la posizione innaturale della bocca spalancata e la lingua tesa riconduce il soggetto alla dimensione umiliante di partenza. Ecco, i bronzetti del Riccio, in ultima analisi, riprendendo poi le parole anche di Battisti, Riccio che Battisti definisce artista assai suscettibile alle credenze popolari, risultano non soltanto conturbanti, ma drammatici, immondi e repellenti. In queste lucerne, satiro e nero si sovrappongono e si mescolano. Si mescolano le forme e si mescolano però anche i significati. Al nero sono associate anche le qualità, o meglio, i difetti morali del satiro. Questo è ben esemplificato dalla statuetta conservata a Birmingham, che mostra un nero africano e lo vedete, non ha di per sé alcuna associazione al satiro perché non ha le corna, non ha il pelo, è semplicemente un nero e tuttavia completamente nudo e rappresentato mentre cavalca un grosso caprone. Il caprone simboleggia la potenza sessuale generatrice, perché è sempre pronto all'amplesso. Proprio per questa sua caratteristica è protagonista essenziale dei baccanali e compagno dei fauni che ne assumono i caratteri fisici. E perciò il giovane africano sulla sua groppa è destinato ad assumere la stessa valenza simbolica, cioè quella di sessualità esplicita e disinibita, sottolineata appunto dalla sua nudità e anche dalla conchiglia che porta sulla spalla, che è un noto simbolo di lussuria e attributo di Venere. Ecco, vi faccio solo presente che questa coincidenza formale corrisponde anche, volendo, ad una coincidenza di spazi. La soglia, la porta, questi spazi anche liminali, sembrano costituire fin dal Rinascimento uno spazio deputato ad accogliere quelle che sono considerate creature mostruose e grottesche. Si conservano infatti i picchiotti in bronzo, lo vedete sulla destra, il cui modello principale mostra appunto una figura di satiro con cornetti, barba e capelli ricci e spettinati, mentre stringe le corna di un toro che spunta sotto di lui. Nella parte invece sinistra e al centro vi ho messo alcune teste da porta, musi da portone, che in teoria mostrano un satiro o comunque un volto satiresco. Vi faccio presente che ho chiesto a diversi veneziani e ho guardato anche diversi libri, soprattutto raccolte fotografiche a scopo divulgativo. Ho chiesto che cosa rappresentassero questi due musi da portone e le risposte sono state per la maggior parte il Moro e il Turco, l'acerrimo nemico di Venezia. Quindi è interessante vedere come le iconografie
si mescolino davvero anche poi in queste fonti orali, no? Nella cultura generale, perché trovano effettivamente radici in quella che è la reale storia di Venezia. Ecco, l'ambiente domestico veneziano è disseminato di immagini, sia plastiche che pittoriche, del nero. Vi riporto, vabbè, queste, fate attenzione soprattutto a quella sulla sinistra, questa testina, attribuita ad un anonimo veneziano, è riferibile alla seconda metà del Cinquecento, conservata a Washington, che può sembrare un manufatto poco rilevante. Tenete conto che non supera i 6 centimetri di altezza, è una testina piccolina, ma che mi è stata molto utile perché funziona esattamente come i nostri musi da portone. La statuetta, infatti, la testina, raffigura un personaggio di evidenti origini africane, e si limita a rappresentarne appunto la testa, arrivando fino al collo, che è circondato con questo collare a mostrarne insomma l'infelice natura di schiavo e identità di schiavo. Le piccole dimensioni portano a pensare che costituisse l'elemento apicale di un oggetto più grande, con la funzione di favorirne l'impugnatura o l'apertura. L'ipotesi più accreditata la vuole come il pomello di un bastone o di un'asta. Ed è proprio sulla base di questo che vi introduco un ultimo concetto, una terza componente oltre al medium e all'immagine, che è il corpo, o meglio la multisensorialità e multimedialità. Perché questa testina diventa l'oggetto di azioni precise ed emblematiche, azioni fisiche, come l'afferrare, lo stringere, il coprire e il possedere. Essa sembra costituire l'occasione in cui un'immagine, plastica in questo senso, in questo caso, ottiene completezza simbolica combinandosi ad un'azione operata dallo spettatore attraverso il corpo, in questo caso la propria mano. Il risultato è, secondo me, un senso ad alto potenziale culturale e antropologico, privo di casualità. I musi da Porton condividono in toto tali meccanismi e scopi. Si introduce appunto in tal senso il concetto di multisensorialità, multimedialità e in definitiva di corpo. Un corpo che agisce e che percepisce, uno strumento essenziale per comprendere le immagini in una prospettiva antropologica. Io sto facendo eco in questo momento alle teorie soprattutto della Bildantropologie di Hans Belting e al più generale dibattito sulle teorie dell'immagine, ma che ho usato ampiamente nella mia tesi. E tuttavia, rileggendo Eugenio Battisti, mi sembra che l'autore introduca egli stesso concetti molto simili e affini. Abbiamo parlato di sensorialità anche allo scorso incontro e in vari punti della sua dissertazione Eugenio Battisti ci parla di questa sensorialità totale, di questo uso totale del corpo. Parla per esempio di dialogo sensoriale in atto, di un uomo destinatario e protagonista a un tempo di spettacoli e di scenografie, che è costretto da gesti improvvisi a correre, a ridere, a fuggire, a farsi appunto da spettatore e protagonista. Ecco, quindi l'uomo con tutto il suo corpo partecipa all'esperienza iconica, che non si baserà più soltanto quindi sulla vista, non sarà più soltanto un'esperienza ottica, ma anche attica, volendo, anche tattile, che interessa cioè anche tutti gli altri sensi, l'udito, ma soprattutto il tatto. Anche i nostri musi da Porton sembrano chiedere la partecipazione fisica al fruitore, il quale è chiamato a completare con il suo corpo l'esperienza iconica in atto. Il muso richiede di essere preso e afferrato. La sua forma, generalmente tonda e compatta, è pensata per adattarsi all'azione della mano. La chiama e vi si offre, permettetemi questa licenza metaforica, senza opporre resistenza, perché è privata di arti o di mani con cui difendersi e respingere l'atto.
ecco che non solo richiede, ma obbliga l'azione della mano proprio perché si tratta di un muso da portone. E cioè siamo obbligati ad afferrare questo dispositivo, banalmente per aprire la porta ed entrare in casa. L'atto della mano è, in definitiva, un atto di controllo, di possesso, di prevaricazione e di dominio simbolico, ma che si traduce in un dominio culturale e sociale, su un nero che, attenzione, è svuotato di qualsiasi identità, perché stereotipato. Non è il nero persona, è il nero oggetto. Con il corpo avviene l'atto definitivo di dominio che controlla, modifica e plasma l'immagine del nero. Certo, il mezzo plastico, la scultura, si presta bene a argomentazioni di questo tipo. E tuttavia, mi sembra che si dia il caso di equivalenti pittorici capaci di trasporre questo gesto fisico e questo gesto di dominio su media bidimensionali. Si faccia riferimento tra tutti alla tradizione del ritratto con paggio nero, inaugurata e resa celebre, guarda caso, proprio a Venezia, a partire da Tiziano, in cui un comprimario nero che si traduce in un personaggio, badate bene, assolutamente fittizio, cioè può darsi il caso che in una corte ci sia un paggio nero e sicuramente c'era, soprattutto la corte estense, che viene chiamato per realizzare questo ritratto, ma con il tempo il paggio nero diventa un vero e proprio attributo che non deve avere un'identità, non deve corrispondere ad una persona, anzi, è molto facile da dipingere perché ci si rifà ovviamente di nuovo a forme stereotipate, cioè sempre alle solite forme. E il paggio nero diventa un vero e proprio attributo, oggetto, alla pari dei gioielli, delle vesti e di tutti gli splendori che la corte poteva offrire e che molto spesso l'effigiato, insomma, esibiva. Ecco, vi richiamo quindi l'esempio di Laura Dianti che poggia la sua mano sulla spalla del giovane servo, passando poi al ritratto, quello centrale di Fabrizio Salvaresio, che non tocca direttamente il paggio nero, che non so se lo vedete, ma si trova nell'angolo in basso a destra, assolutamente schiacciato visivamente dalla mole del suo proprietario. Fabrizio Salvaresio era un mercante che commerciava anche schiavi e non lo tocca direttamente, ma stringe con la mano grassoccia inanellata questa fascia che gli cinge la vita e che ha la stessa trama e gli stessi colori arancio dorati della veste indossata dal paggio. Quindi è un po' come se lo stesse comunque stringendo senza toccarlo direttamente. E per arrivare poi all'esempio esplicito del ritratto di Giovanna d'Austria, che era la promessa sposa di Giovanni David, principe ereditario di Portogallo. Giovanna d'Austria era la figlia di Carlo V e la sorella di Filippo II, che con questo dipinto sancisce proprio il dominio portoghese sui territori, da una parte, del continente africano, sui territori occidentali, e infatti Giovanna d'Austria posa la mano sulla testa di questa paggetta nera, dovrebbe trattarsi di di una bambina, che simboleggia proprio i domini sull'Africa e allo stesso modo con l'altra mano regge il ventaglio e questi guanti, questo tessuto che simboleggiano invece i domini sulle isole dell'arcipelago giapponese, quindi i domini orientali. Ecco, io trovo un'affinità visiva se volessimo costruire questo Atlante per immagini con l'atto effettivamente fisico sui musi da portone. E quello che vi ho presentato è un esperimento. E mi sono chiesto quale fosse il motivo, in tutti i sensi, sia il motivo iconografico ma anche il senso di un'immagine, quale fosse la sua identità.
Quanto può dire, mi sono chiesto, o meglio mostrare un'immagine? Che valore culturale può avere un muso da Porton se paragonato ad un grande telero di Vittore Carpaccio o ad un monumento di Baldassarre Longhena, per esempio, all'interno di una grande basilica? Un manufatto popolare come quelli indagati in questo studio possono davvero sostenere discorsi simbolicamente complessi e partecipare ad esiti antropologici e culturali? Ecco, queste in realtà sono domande un po' obsolete e tuttavia non ancora banali. Le risposte non nascono certo nel mio studio, poiché voci ben più autorevoli della mia si sono occupati in tempi non sospetti del poco agevole compito di allargare l'orizzonte disciplinare della storia dell'arte. Tra questi, proprio Eugenio Battisti, che scandaglia le zone più periferiche della cultura, passando dall'arte aulica all'artigianato, dall'immagine dipinta a quella intuita o pensata. Lo stesso Eugenio Battisti che in un flusso di riferimenti introvabili tende a immergere la cultura del Rinascimento, compresa la grande arte, in una sorta di bagno antropologico e a mettersi da parte per vedere, con malizia insieme con onestà, cosa ne verrà fuori. Vi ringrazio molto. Una prova microfono. Dito bene. Allora, grazie mille Riccardo e grazie ancora ad Anna. Direi che potremo aprire il dibattito, quindi se avete osservazioni, domande, possiamo iniziare a ragionare insieme. Magari non so se ho avuto più discussione. Allora, l'iniziativa è tanto grazie Riccardo e per il studio che hai messo. Dico, ma credo che saremo tutti concordi che sì, che assolutamente questi oggetti reggono il confronto anche con le opere di Carpaccio, perché però anche forse per la loro diffusione. Io devo dirti, devo confessarti che li ho visti, ma non in misura così, cioè per assurdo si acquisisce quasi una cecità poi verso le cose che si vedono spesso. Ma soprattutto, questi, diciamo, sviluppi anche recenti degli ultimi anni, questi studi, comprendere questi oggetti problematici, perché sono persone che si vedono oggi, che possono vedere le loro immagini di quegli oggetti, e quindi e lì sarebbe un po' una riflessione sulla come approcciare, si può approcciare a questi oggetti che appunto possono essere messi in modo molto problematico. E poi invece la domanda che ti pongo per questa riflessione è se nel corso di questa ricerca tu abbia visto anche immagini non connotate così negativamente, no? Per esempio sugli ebrei si sa che ci sono immagini dove c'erano rappresentazioni in positivo e molte anche in negativo, e quindi mi chiedo questa cosa. No? Sì, grazie Luca per questa domanda. Certo, l'immagine poi può prendere anche l'immagine di altro, di un'identità altra, può prendere una connotazione positiva piuttosto che negativa, soprattutto laddove l'altro viene usato anche come fine della redenzione, no? E allora in questo caso si raggruppano queste identità, questi stranieri nei dipinti, insomma, e si mostra come possano effettivamente ritrovare la retta via. Io sinceramente, allora,
forse è una lettura positiva, secondo me, rischia di restare comunque un po' superficiale, perché secondo me alla base delle modalità con le quali la cultura occidentale tratta l'immagine del nero c'è comunque sempre una certa azione che oggi potremmo definire razziale, anche se mi guardo bene dall'usare questo termine parlando di Rinascimento perché è un termine che nasce dopo. E perché dico questo? Perché si tratta comunque sempre di immagini stereotipate. Non si rappresenta il nero com'è realmente, ma si rappresenta il nero come lo vede, o meglio, come lo vuole vedere l'occidentale. Anche nell'iconografia del Mago Nero, io mi sono allargato veramente a tutte le iconografie possibili e immaginabili che vedono come protagonista il nero. Le corone, le insegne, le vesti, i gioielli che gli artisti occidentali fanno indossare al Mago Nero non sono reali, cioè non corrispondono alle effettive insegne che un re d'Africa poteva avere. E ricordiamoli, il Mago Nero è un infedele che dall'Africa arriva a Betlemme, o meglio in Occidente, per presentarsi al Cristo, ovvero per sottomettersi al Cristo. E quindi anche in quel caso c'è davvero un controllo dell'immagine del nero attraverso appunto lo stereotipo che corrisponde poi ad un controllo sociale, perché il nero viene completamente svuotato di tutto il suo spessore formale, ma anche psicologico. Victor Stoichita scrive che la differenza esiste, l'alterità si costruisce. Il nero è necessariamente diverso da noi, è oggettivamente diverso da noi, ma si tratta di una differenza sana, si tratta di una differenza che arricchisce. Togliere questa differenza, cioè ridurre l'altro in generale, non soltanto il nero, ad una copia di me stesso, o meglio ad una brutta copia di me stesso, e quindi questa alterità speculare, no? Questa azione speculare non va bene perché lo privo della sua identità, gli metto un'identità fittizia che non corrisponde alla sua e che lo rende oggetto e controllabile. E quindi, ecco, non so se ho risposto, diciamo che di fondo il trattamento dell'immagine del nero, almeno nel Rinascimento, non è proprio, ecco, buono. Diciamo così. Grazie. Altre domande? Mi sentite? Sì. Già, grazie a tutti, a entrambi, era bellissimo, belli interventi oggi. Avrei una piccola domanda per entrambi. Usi da portone, giusto? Sì. Hanno una funzione forse fotovoltaica molto forte perché non mi ricordo, cioè non mi viene in mente di averne visti dentro a delle case, dentro ai palazzi. Forse li ho mancati. Devi dire se ci sono, perché mai visti, e se questa funzione fotovoltaica può avere il suo posto dentro alla casa. Sì. E per Anna Benevitis, grazie mille per il riassunto bellissimo su questo caso interessante. Cambio ancora oggi. Mi chiedevo perché non ne ha parlato, perché l'argomento è vastissimo, ma da Corinne de la Rose, se il punto di vista a Parigi in questi anni un po' scusa, se il punto di vista sulla condizione piuttosto delle scrittrici è cambiato in questi anni a Parigi grazie a questi dibattiti, o se era troppo un piccolo cerchio che dibatteva un po' tra 4 persone. Mi chiedevo perché se ne parla sempre, però non si capisce l'importanza o no di questo momento. Grazie. Prego. Sì,
Grazie Filomè per questa domanda. E, allora sì, sicuramente la funzione apotropaica c'entra, è un po' diciamo il terreno di partenza. Io trovo che questi musi nascano cioè che usare insomma le teste, anche Battisti parla di tête coupée, ehm, nasca in spazi comunque sacri. Infatti io li ho rintracciati inizialmente, per esempio nella Basilica Marciana e nelle chiese, nei templi, ma che si arriva ad un punto in cui diventano talmente comuni da abbandonare un po' l'ambiente sacro che li protegge e che gli dà una valenza anche magica, anche apotropaica, e per diciamo darsi agli spazi comuni come quelli delle case appunto comuni. Quindi io credo che nell'attuale uso di un muso da portone per una porta di una casa, non so se li usino anche all'interno, sono sincero, e non ci sia più questa funzione apotropaica, che si sia persa. Però è sicuramente quella la radice. Ed è infatti, cioè, inizialmente questi musi da portone mostrano immagini palesemente simboliche, no? Abbiamo i leoni, ma poi Jacopo Sansovino forse si ritrae addirittura in una di queste teste. Ma con il tempo abbandonano un po', con l'azione anche degli artigiani, degli artisti che prendono dalla Basilica Marciana e lo usano come un Atlante, insomma, in cui trarre motivi e ispirarsi, abbandonano questi spazi sacri in tutti i sensi per concedersi al mondo secolare e all'usura anche che arriva con il mondo secolare, con oggetti, con soggetti, diciamo, comuni e privi di identità, in realtà. Io volevo chiederti una cosa dopo. Ah, scusa. Grazie. No, è stato recentemente ripubblicato il testo di Christine de Pisan sulla questione e certamente il dibattito è in corso, non saprei dire se si sia arrivati a una conclusione su questo. Comunque, tutto il tema appunto, della Pierre de Femme, a partire cioè, dal 400 e oltre, cioè, ci sono state molte pubblicazioni recentemente, c'è un libro di cui non mi ricordo, in questo momento mi viene in mente l'autrice che dice Pour en finir avec la Pierre des femmes, cioè c'è una questione che ritorna. Lei sa sicuramente che c'è stato qualcuno che ha detto che Louise Labé non era mai esistita, cioè sì, esatto, ma anche per me è difficile. Comunque sì, direi che è una cosa di cui si continua a parlare e di cui si va là molto banalmente. Io ti volevo chiedere, perché la domanda se ci sono nelle case, mi viene in mente Carezzonico con tutti questi neri, Sì. questi schiavi, eccetera, che non sono porte forse, ma Sì, che è molto diciamo dopo, lo che so, cioè. sì, 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 c'è tutta una produzione settecentesca che vede appunto, che li vede, ahimè, protagonisti e soprattutto poi nel Settecento questa concezione di nero oggetto emerge Molto di assolutamente, più. sì, tantissimo, tant'è che è enfatizzata. Io ricordo questi mobili che mostrano questi neri che reggono sì, e quelli hanno proprio, sono in catene, Sì, cioè sono esatto. proprio, quindi è, E è non esplicita. prove, devo dire. Sì. Cioè non lo so, non sono. Devo Non lo approfondire so. bene comunque, Sì, sì, comunque anch'io. però mi ha molto colpito quando l'ho visto. Sì, Mm. sì, sì, sì. Perché c'hanno proprio le catene, sì. Sì, sì, vi ho mostrato anche degli esempi rinascimentali, però nel Settecento diventa davvero sì. Grazie. Altre domande dal fondo della sala? C'hanno da fare. Sì, bene, capito.
Buonasera. Sì, tu avevi citato Belting, a me era venuto in mente Friedberg, Sì, Berlino, sì. Patrimonti, eccetera, eccetera. Volevo chiederti se le attestazioni che hai trovato sono in una cronologia specifica oppure se sei andato dall'anno in cui hai iniziato a trovare queste cose in avanti e casomai se ci sono state delle modifiche nelle tipologie. E poi se ci sono degli esempi anche al di fuori dell'ambito veneziano in particolare. Grazie. Sì, allora, io in realtà sto ancora cercando, nel senso che io credo che... Ah, scusate. Non funziona più il microfono. Bene, usa Quindi questo. Grazie. Sì, ecco. Io credo che i musi da portone siano i musi da portone con queste forme modellati con una testa di nero siano una produzione che si può considerare recente, diciamo così. Sono, oltre ad essere presenti sulle case odierne, li potete trovare proprio anche nelle vetrine delle botteghe veneziane esposti in vendita, insomma. Sono ancora prodotti, questo voglio dire. Io non lo so se nel Rinascimento, non lo so ancora se nel Rinascimento, per esempio, esistessero oggetti di questo tipo in queste forme. Diciamo che per studiarli ho diviso l'oggetto, il medium, quindi l'oggetto muso da portone, dall'immagine, cioè l'immagine del nero, e ho provato a cercare le radici di entrambi ed incrociare poi i dati. Non so ancora dire appunto se, cioè, a quando risalgano. Non ho ancora trovato l'origine. Però diciamo che sì, sono secondo me una produzione recente ed è secondo me significativo il fatto che siano recenti, cioè che siano tuttora prodotti, magari inconsapevolmente, cioè non sapendo le reali ragioni, che per carità magari non sono quelle che ho detto io, però ecco sì. E non mi ricordo la seconda domanda. Ah, no, no, sì, lo dicevo prima anche con Anna. Secondo me dovrebbero essere una produzione prettamente veneziana, che viene sicuramente esportata. Li ho ritrovati in altre città, ma sono abbastanza certo, avevano le stesse identiche forme, ma sono abbastanza certo che siano nati qui a Venezia. Grazie a te. Quindi prodotti ancora a Venezia e poi venduti altrove. Sì, sì, sì. Secondo me ci sono ancora delle fonderie veneziane, se non sbaglio, o comunque situate in terraferma, ma comunque venete che li producono. A oggi. Sì. Sì, sì, sì. Altre domande? Io volevo chiedere, intanto grazie a tutti i relatori, volevo chiedere a Riccardo se ci sono, nel contesto del Cinquecento veneziano, quello di cui tu ti sei occupato, delle eccezioni, se si possono chiamare così, a questa tipizzazione del nero. Sì, grazie Paolo. Sì, io per esempio ne conosco una che è il ritratto di Catalina Brandao, adesso non so bene come si pronunci, è il ritratto a penna d'argento su carta, a punta d'argento su carta realizzato da Albrecht Dürer. E lui ritrae questa serva di un signore portoghese, adesso sinceramente non ricordo bene, però la ritrae effettivamente con una resa naturalistica e la caratterizza bene, è un vero e proprio ritratto. È però significativo che lo stesso Dürer
sembra dare, ve li ho fatti vedere prima, erano nel PowerPoint, sembra dare proprio le regole per questa tipizzazione, e cioè naso piccolo e a patata, zigomi alti, labbra carnose, capelli ricci, anche nel suo libro sulle proporzioni umane. E lo stesso Dürer dirà che lui ha scritto questa frase, cioè che raramente i neri hanno un bel volto a causa proprio delle labbra spesse e del naso piccolo. Lui ovviamente dà priorità e apprezza il profilo occidentale. E quindi lui stesso poi diciamo che sì, è lui stesso a dare anche questa sorta di tipizzazione di stereotipo. Lui però diceva che i neri hanno un bel corpo, che raramente si è visto un corpo tanto bello quanto quello dei neri. E qui ricadiamo di nuovo però nella caratterizzazione sessuale di un nero che è immaginato sempre nudo, sempre pronto all'atto, di servi che venivano acquistati proprio per questo motivo. E, insomma, questo sì. Magari se posso aggiungere Sì, una mia domanda in realtà, già che appunto siamo un po' su questo argomento, che effettivamente mi veniva guardando la slide che hai riportato di quel viso, diciamo, che fa parte del terzo libro, no? Del sì, libro delle proporzioni sì, di Dürer, sì, dove modifica le proporzioni. Allora mi chiedevo e ti chiedevo fino e se eventualmente la trattatistica e il sapere legato alla fisionomica, che esatto, peso ha sullo stereotipo, sì, perché effettivamente pensavo ad Aristotele, alla sì, fisionomia attribuita ad Aristotele, e lì chiaramente quelle poche riflessioni che ci sono sugli etiopi, cioè quella è la la tipologia terra. che troviamo lì, sono proprio esattamente quelle caratteristiche che dicevi, che poi sono quelle che Dürer riporta nella sua deformazione. Quindi Certo, quella era un po' una cosa sì. che mi veniva da chiederti effettivamente. E se su questo hai guardato anche il quinto libro che aggiunge Gallucci, che ho visto che tu hai Sì, preso appunto l'immagine dalla traduzione Gallucci, sì. aggiunge questo quinto libro e se dice qualcosa. Sì, allora, grazie per la domanda. Non ho approfondito bene la questione, ho accennato al fatto che nel Rinascimento appunto c'è questa nuova vera e propria disciplina, che è la fisionomica, e che tende a rintracciare caratteri comportamentali sulla base dei tratti esterni, insomma, della fisionomia, dei tratti del volto soprattutto, e ad associare quindi anche, diciamo, l'uomo all'animale, agli animali, a partire da Aristotele, eccetera, eccetera. Effettivamente sì, anche la fisionomica ci mette del suo, perché naturalmente i tratti africani non sono assolutamente visti bene e ancora si ritorna sempre su quei caratteri che ho accennato prima, eh, a causa anche ovviamente poi del colore della pelle, perché io non ho parlato del colore, io mi sono limitato alle forme, però sul colore nero si apre tutto un altro mondo che era simbolo di peccato, eccetera, eccetera. Il figlio di Cam punito per aver deriso il padre ebbro, eccetera, eccetera. Però sì, detto questo, non ho ben approfondito questo campo, però sì, sicuramente so che... Eventualmente un po' di Sì, avanzamenti. grazie, grazie. Altre domande? I suoi ritratti. Allora, visto che c'è ancora un po' di tempo, faccio una domanda a tutti e due i relatori. Se io ho capito bene, la professoressa ha, diciamo, chiuso questa relazione in qualche maniera, non sostenendo un peggioramento della condizione femminile in età moderna, e quindi io mi chiedevo se questo si possa anche applicare per esempio alle figure di religiose, cioè nel senso,
soprattutto dopo la Controriforma, io ho sempre pensato a molte figure mistiche, insomma, figure femminili molto importanti, in qualche maniera sarebbe, cioè, difficile immaginarle, insomma, avere lo stesso successo, anche appunto dopo quel momento, però ovviamente la pongo qua in domanda. E che quindi se in quel contesto lì non ci sia stato forse un peggioramento della condizione femminile. E poi, ecco, anche riguardo invece quello, di nuovo, quello di cui ha parlato Riccardo, è curioso, no? Anche se pensiamo al monumento funebre Pesaro, ai frari, fin dall'inizio c'è questa, io l'ho sempre letta in realtà nella mia ingenuità, anche con una nota un po' carina, no? Questa cosa di dire i quattro bei mori, no? E però in realtà effettivamente, ecco, io non avevo contato ovviamente questa connotazione, che però è una connotazione che poi è perdurata nel tempo, persino fino ai giorni nostri, e quindi questa cosa è sicuramente una cosa interessante. L'altra questione invece mi ricollego a quello che è già stato detto sulla questione un po' della funzione esorcistica di queste immagini, e se in qualche maniera anche la coincidenza tra l'immagine del nero e l'immagine invece del turco, quindi del nemico, e anche un po' pensando proprio a quel monumento funebre lì, se in qualche maniera non ci fosse anche proprio anche questa visione di rappresentare così tanto ciò di cui si ha paura, no? In qualche maniera come si dice, Esorcizzare. sì, per esorcizzare, no? Quindi in questo senso, in qualche maniera simile alle rappresentazioni, che ne so, demoniache fuori dalle chiese più antiche, quindi in questo senso non so come dire, sarebbe, per esempio, alcune immagini potrebbero essere lette, per esempio, con la volontà non di rappresentare in modo, diciamo, in modo debole, ma addirittura in maniera esaltandone la forza, perché noi siamo forti, perché abbiamo un nemico forte, no? Se non ci siano anche queste possibili letture, al di là, questo ovviamente non per quel che riguarda proprio l'oggetto invece del conto, Sì. che quello ovviamente proprio è l'azione in sé che ne tradisce la totale sottomissione. Ecco, Funziona? Sì. Sì, grazie della domanda. Allora, sicuramente il Concilio di Trento ha un effetto repressivo sui conventi femminili, di maggiore controllo, eccetera, 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 l'imposizione della clausura e così via. Le mistiche continuano a esistere, c'è con Teresa d'Avila, ci sono quelle grandi fondatrici di ordini religiosi, nuovi ordini religiosi, sempre più importanti, ci sono quelle che vanno nelle colonie, o Canada, per esempio, Maria dell'Incarnation, che va in Canada e fonda un ordine, non fonda un ordine, no, perché Mussolini, ma insomma è molto attiva. Voglio dire, continuano a esserci queste figure molto importanti. E poi abbiamo le figure di monache rivoluzionarie come Arcangela Tarabotti che che vanno inserite nella stampa, nel fatto che si possono pubblicare le cose, perché questo è il momento che appunto non ho evocato, però questo cambia tutto, cioè le donne cominciano, la stampa offre delle possibilità enormi anche alle donne. Voglio dire, il problema poi generale che è posto dall'antico Ido Anchelli, che è appunto questa domanda che tutti noi ripetiamo senza poi andare a vedere che cosa diceva lei veramente, spesso insomma, è la questione appunto delle periodizzazioni e delle evoluzioni, perché voglio dire, si può anche dire che appunto nel Cinquecento ci sono una serie di chiusure, di peggioramenti, eccetera, però poi le cose cambiano di nuovo. Insomma, il tema più generale della periodizzazione della cronologia, cioè fine Settecento sembra che per le donne ci siano enormi possibilità, poi arriva il codice civile napoleonico che ferma tutto. Cioè, sono questioni, cioè io ho solo evocato questioni molto note, insomma, volevo semplicemente dare un piccolo panorama della problematica. Niente, sostanzialmente questo. E ti volevo anche chiedere una roba che ho dimenticato, come tanto Ah sì, vai, dopo ti chiedo. Allora, c'è sicuramente questo aspetto, cioè si cerca sicuramente di esorcizzare il nemico in questo senso.
Ehm, fate attenzione al fatto che queste immagini erano anche dentro l'ambiente domestico. Il lavoro decennale di Palumbo Fossati Casa, che raggruppa e studia tantissimi inventari eh, privati, insomma, di famiglie, registra una presenza altissima di immagini di turchi e di neri proprio nelle case dei veneziani. È un po' come se si cercasse in questo modo, non sappiamo se fosse una reale curiosità o se fosse un modo di, anche questo, di controllo. Alla fine l'immagine, così come qualsiasi altra azione umana, è una risposta per fare i conti con qualcosa che non si conosce, che ci spaventa, che crea un problema, no? E crea una sorta di strappo. E bisogna però anche dire che si trattava comunque di persone lontane da noi, cioè da loro. L'Oriente era questo mondo fantastico in cui poteva succedere di tutto e che valeva anche come uno spazio di un momento, uno spazio di evasione. Ed è per questo che ai neri, ma anche ai turchi, si associano tutta una serie di fantasie sessuali. Cioè, con loro poteva valere tutto. E c'erano tantissimi stereotipi, la poligamia, l'incesto, lo stupro di bambini e di donne, tutte queste cose di cui si poteva parlare perché era un qualcosa che sta lontano da noi. Cioè non siamo noi che andiamo a combattere il turco, ci sono i soldati, c'è chi parte con la galea, ci sono queste persone che vanno là. Noi che rimaniamo qui in terraferma, ne ascoltiamo i racconti, ma li possiamo trasformare l'immagine come vogliamo, perché non li abbiamo visti davvero, ce li possiamo figurare, ce li possiamo immaginare. E in questo modo possiamo non avere paura di loro e li possiamo controllare, li possiamo fare nostri. Quindi sì, ecco, non so se ho risposto. Posso chiederti un po'? Sì. No, pensavo una cosa molto, molto banale, cioè il turco è il nemico per eccellenza, ma il nero è lo schiavo, cioè Sì. non sono assimilabili, Allora, anche se ci sono anche gli schiavi che vengono dal mondo turco, diciamo, sì, che vengono presi con le galere, eccetera. sì. Cioè non è la stessa, è molto diverso, anzi il contrario in un certo senso. Sì, Scusa. niente, anzi grazie, perché come dicevo, allora non importava la reale affinità o la realtà, diciamo, etnica, religiosa. Venezia mescola il turco ottomano o anche il nordafricano musulmano con i loro turbanti e quindi che potevano avere effettivamente attributi e simboli turchi con per esempio gli africani subsahariani che con il turco non avevano niente a che fare. Però, come dicevo, tutti questi altri si mescolano nell'immaginario dell'occidentale che effettivamente, pur essendo Venezia cosmopolita e pur essendoci tantissime persone effettivamente così che si potevano vedere, non avevano davvero idea, oppure è una cosa che fanno apposta, cioè, come dicevo appunto, usano l'immagine del nero che è immediatamente visibile, sempre anche per il colore della pelle, per portare all'estremo una crudeltà che è quella del turco. E ci sono tantissimi, sì, beh, insomma, teleri di Carpatto, eccetera, eccetera, che usano il nero proprio come elemento
per mostrare l'acme dell'azione brutale del turco. Nello sterminio di Sant'Orsola e delle 11.000 martiri, il nero compare per smascherare il turco che è camuffato con queste vesti variopinte, questi capelli biondi insomma, a richiamare i tedeschi originali della storia. Ma ad un certo punto compare questo nero con la tromba dell'Apocalisse per mostrare appunto l'acme della crudeltà e del massacro che sta avvenendo proprio lì sotto con il martirio di Sant'Orsola, insomma. Quindi era più riconoscibile, Sì, tra virgolette. esatto, sì. Ok. Sì. Grazie. E magari giusto un suggerimento con una pista eventualmente da seguire. Non so chiaramente come funziona nell'universo fotografico, chiaramente voi conoscete benissimo, però dal punto di vista, ad esempio, della letteratura fisionomica, la questione del nero non è così ovvia e così codificata, cioè se si pensa al concetto di complessione, la compressione scura non è necessariamente sovrapponibile, anzi, guardate, niente è sovrapponibile col colore della pelle nera, quindi forse può essere interessante magari andare un po' in quella direzione lì per capire se quello dà qualche informazione in più. Certo, sì, grazie. Sì. Oggi abbiamo il lusso di avere un sacco di tempo con il dibattito, è fantastico. Sempre in riferimento al monumento funebre di Giovanni Pesaro, sono sempre rimasta stupita, osservandolo, come l'apparato architettonico superiore con questo elegantissimo marmo nero sia poi ripreso per connotare la pelle dei telamoni e che è in forte contrasto con le vesti. E mi è sempre risultato strano come lo stesso materiale, penso sia sempre lo stesso marmo, sia utilizzato per entrambe queste cose, pur avendo un richiamo fortemente funebre. E poi avrei anche un'altra domanda, ossia se hai mai, cioè se nella tua ricerca ti sei mai soffermato sul termine muso? Sì. Grazie. Sì, grazie mille. E effettivamente il colore nero è legato anche, cioè questa ricchezza di melanina, no? Corrisponde a un effetto estetico lussuoso ed è un po' anche il motivo per cui si cercavano persone, soprattutto bambini neri e bambine nere, da introdurre nelle corti. E, Isabella d'Este, per esempio, cerca una moretta che sia più nera possibile e la cerca proprio a Venezia. Perché il colore della pelle era visto come un colore lussuoso, cioè era proprio visto come un colore ricco, e su cui poi giocano quei contrasti con il bianco, appunto nel monumento funebre, ma anche per esempio in pittura. E mi sono, sì, interrogato sul termine muso. Io, tra l'altro, sono veneto, quindi automaticamente l'ho tradotto come testa, cioè come volto, e non necessariamente con un'accezione negativa in questo senso, credo. Però sì, ecco, l'ho tradotto come testa. Non so se avevi un'idea specifica, se volevi sapere. Perché, ad esempio, anche io essendo veneta, il muso è anche riferibile all'ambito animale Sì, sì. e quindi magari poteva avere una derivazione appunto da prima forme animali che poi Sì. diventano quindi un muso. Sì, è vero, è vero. Può darsi, sì, è fattibilissimo. Anche perché i musi più famosi sono appunto i leoni, no? Quelle protomileonine. E quindi sì, sicuramente.
Altre domande? Osservazioni? Allora forse se abbiamo un po' esaurito, espremuto abbastanza anche i nostri relatori di oggi, io direi che possiamo essere soddisfatti e chiudere la sessione. Anch'io vi ringrazio per essere stati presenti, per le domande, ringrazio di nuovo i relatori e vi ricordo l'appuntamento con gli ospiti di Rive del 28. E, bene, grazie ancora e alla prossima. Ciao.